Da qualche giorno sono iniziati questi lavori presso la Villa Romana di Realmonte, è una villa meravigliosa datata a fine I secolo, inizio II secolo d.C., ma parlando con una ricercatrice, con una professoressa, apprendo insomma che ci sono stati ulteriori insediamenti nel corso dei secoli. Perché è importante questa attività? Innanzitutto è importante perché un grande direttore, devo dire, l'architetto Sciarratta, apre le porte al futuro e alla ricerca e alla scienza, con la collaborazione con l'università, in questo caso specifico di Catania, ma anche perché si danno delle opportunità ai comuni e infatti il comune di Realmonte, prendendo al volo questa occasione, perché viene finanziata questa attività da fondi europei, ha chiesto l'installazione, la presentazione di un progetto di illuminazione che insiste sulla SP68 e di cui il comune si fa carico, per cui noi abbiamo dato in un rapporto di assoluta reciprocità e ospitalità a questi ricercatori, nella consapevolezza che il futuro è questo, è cultura, è scienza e ricerca, ma anche per avere delle azioni concrete, e le azioni concrete in questo caso sono appunto la presentazione di questo progetto che, se appunto approvato, ci consentirà di illuminare un'area al buio da decenni, che insiste su un'area più bella però del comune di Realmonte, che è l'area Villa Romana, che è a qualche decina di metri appunto dalla Scala dei Turchi. Allora, dunque, ci troviamo nella straordinaria cornice della Villa Romana di Realmonte, di Durrueli, contrata Punta Grande, dove è partito questo importante progetto di grande sinergia con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, diretto da Roberto Sciarratta, dall'Università di Catania con la Scuola di specializzazione in beni archeologici che ho l'onore di dirigere, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale della sede di Catania, l'Istituto di Studi sul Mediterraneo di Napoli. Questo grande progetto di conoscenza e di ripresa della conoscenza sulla Villa Romana di Durrueli. Un contesto, dicevo, importantissimo del I secolo d.C., che per noi assume una rilevanza, direi, anche su un duplice livello. Un primo livello è quello della conoscenza, per noi specialisti archeologi, è quello di conoscere e riprendere un po' i dati su questo straordinario complesso, capirne di più sulla cronologia, sul proprietario, su chi fosse appunto il proprietario di questa villa, ricchissima, molto ben strutturata, con un ricco pavimento museo. Dall'altro lato è quello di far diventare i lavori che stiamo facendo qui una palestra straordinaria di formazione per i nostri allievi. Noi formiamo i giovani archeologi del futuro, quindi abbiamo il compito di trasmettere loro il mestiere. Piuttosto che trasmetterle in aula con le nostre lezioni teoriche, che ovviamente facciamo, questo è il contesto migliore, no? Dove provare a trasmettere il metodo di studio, i metodi di scavo, di documentazione, di comunicazione anche di tutto quello che la ricerca fa. Ma quello che io vorrei sottolineare, che in fondo dà anche la grande portata a questa nostra avventura archeologica, è che c'è una straordinaria sintonia tra le istituzioni, tra il Parco Archeologico, dicevo, con la collega Maria Serena Rizzo, che è l'altra responsabile scientifica per la parte del parco, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma soprattutto con il Comune di Realmonte. Questo è un dato, secondo me, che va enfatizzato, perché oggi avere l'apporto e il supporto degli enti locali, dei comuni all'interno dei quali ricadono questi contesti non è cosa semplice, non avviene sempre. Il Comune di Realmonte oggi ci sta dando una mano veramente importante. Io ringrazio per questo l'avvocato, il sindaco Santina Lattuca, perché i ragazzi oggi sono ospitati senza sostenere alcun costo, sono ospitati dal Comune di Realmonte, che dà anche un supporto per quanto riguarda non solo l'alloggio ma anche il vitto, e questo è qualcosa
qualcosa, come dire, di importante. Allora tutto questo si ricambia come? Si ricambia producendo conoscenza, includendo appunto nel processo di comunicazione che noi faremo, includendo le scuole, includendo la comunità, includendo insomma tutta quella società civile che ha il dovere di entrare a contatto con i ricercatori che lavorano qui e soprattutto di capire la loro storia attraverso anche questo straordinario complesso qual è quello della villa di Durruel.